Buonasera e ben ritrovati a Qui Udine, settimanale di informazione dedicato a tutto ciò che accade in città. Partiamo dall'incrocio maledetto tra le vie Gonars, Selfuzzi e Lumignacco, spesso teatro di incidenti stradali, sarà eliminato. Lo ha deciso la Giunta Comunale di Udine che con un intervento di 600.000 euro modificherà la viabilità per mettere in sicurezza anche ciclisti e pedoni. In giunta lo ha definito incrocio maledetto perché da anni teatro di incidenti. Il vice sindaco Loris Michelini ha annunciato lo stravolgimento della viabilità tra via Gonars, via Selvuzis e via Lumignacco. Quella è una rotatoria importante, un incrocio molto pericoloso. Vediamo ogni giorno incidenti continui. Via Selvuzis, incrocio via Selvuzis, via Lumignacco, via Gonars. Verrà spostato l'asse di una quindicina di metri di via Lumignacco per fare in modo che chi esce dal sottopasso di via Selvuzis abbia la possibilità di poter inserirsi non sulla viabilità, ma c'è un tratto di suspense, diciamo, non va a interferire con l'incrocio. C'è un esproprio che verrà fatto nella parte nord, verrà creata la rotatoria e verrà definito completamente la segnaletica. Quindi finalmente, dopo via Fusine e altri incroci pericolosi, questo che è diventato il più pericoloso attualmente in essere verrà sistemato. Siamo in progetto definitivo, andremo a gara nei prossimi mesi, verrà realizzato i primi mesi del prossimo anno. 106 posti auto sono stati realizzati dall'amministrazione comunale di Udine nella zona esterna dell'ex frigo. Si tratta di un'area strategica per la vicinanza con la sede della regione. Nuovi spazi per posteggiare la propria auto vicino alla sede di Udine della regione. Sono 106 posti, di cui 3 disabili. Praticamente questo spazio che prima non era ovviamente curato, non era sistemato, adesso è stato dislocato proprio in modo tale che possa essere utilizzato dal pubblico. 106 posti in Piazzale Cella, in via Sabadini, è una cosa importante. Siamo di fronte al frigorifero, è un edificio tutelato dalle Belle Arti, anche se secondo me è di difficile recupero per la sua conformazione, per la sua soprattutto costruzione, ma insomma qua abbiamo fatto domanda al governo se ci dà un finanziamento per poterlo recuperare e siamo in attesa. I prezzi sono molto contenuti, con 2 euro si può lasciare la macchina tutto il giorno, se no sono 0,40 centesimi per ora. Quindi un'opera secondo me importante e realizzata anche in tempi rapidi. Però non può essere completata quest'area perché purtroppo c'è questo ex frigorifero che è lì e che ci guarda, ma nel frattempo abbiamo realizzato questo spazio per le macchine. Novità anche per quanto riguarda la sistemazione dell'area ex caserma Osoppo. Parliamo della caserma Osoppo. Sì. Caserma Osoppo, la palazzina che ospitava, ecco appunto, il comandante. Sì, l'ex comandante è una bella palazzina che però nell'ambito del progetto iniziale era previsto solamente una ristrutturazione generale. Abbiamo voluto individuare in quella palazzina che è fatta di 4 stanze di 22, 23, 24 metri l'una al primo piano, altre 4 al piano terra, altre 4 al primo piano, poi c'è un soppalco e c'è un magazzino. Noi lì andiamo a fare con una assegnazione di fondi che avevamo già previsto l'anno scorso e che andremo a attuare quest'anno, la definizione completa, quindi facendo un ascensore per i disabili in modo che se daremo, come credo daremo, questi spazi alle associazioni che ci hanno fatto tanta richiesta, anche la possibilità ai disabili di poter salire, oltre all'illuminazione completa che verrà fatta a LED e anche a una sistemazione per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento e del freddo, quindi praticamente caldo-freddo. Verrà rifatto l'impianto completo e quindi daremo a disposizione del pubblico una palazzina completa che attualmente non lo era perché non era stato previsto tutti questi serie di interventi. Il Comune di Udine ha rinnovato la convenzione con SSM che comprende anche la sistemazione sia di parcheggi interrati come quello di via Venerio che quello coperto di via del Vascello.
Stipulata nuova convenzione ventennale con il sistema sosta mobilità della città, quindi questa convenzione che cosa prevede? Allora sì, oggi abbiamo approvato il testo della convenzione secondo le linee guida che erano state date a luglio luglio scorso dal Consiglio Comunale, e quindi il Comune di Udine affida nuovamente nella forma in-house la gestione della sosta e mobilità alla società SSM, che già precedentemente aveva avuto una convenzione della durata di 20 anni. Io punterei più sul piano degli investimenti, perché è un piano di investimenti importante che riguarda strutture che hanno bisogno di un intervento a breve, insomma, da parte della società di gestione. Il primo sarà sicuramente il parcheggio di Piazza Venerio, perché ha bisogno di una nuova impermeabilizzazione più tutto un lavoro di ristrutturazione interna. Poi ci sarà naturalmente anche un intervento per quanto riguarda il parcheggio che si trova nel retro della stazione, con la rimozione della struttura e la creazione in via del Vascello di un parcheggio a raso e la risistemazione anche dal punto di vista della rigenerazione urbana dello stesso spazio, più tutta una serie di interventi che arrivano quasi a 2 milioni di euro all'interno poi di tutti gli altri parcheggi, la creazione dei depositi per biciclette, soprattutto biciclette elettriche, con la creazione anche di colonnine all'interno degli stessi, la risistemazione dell'area esterna a Villa Toppani, più un importo considerevole, anche questo che supera il 1 milione di euro, per il cosiddetto progetto Smart City della città, quindi anche l'integrazione dei pagamenti elettronici. La Giunta Comunale di Udine ha annunciato la prossima riapertura della ludoteca. Al momento però ci sono 2 incognite: l'andamento della pandemia e l'attribuzione della gestione della struttura. Ludoteca riaprirà a breve, si sta lavorando per effettivamente dare una certezza per quanto riguarda la data. Non appena sarà conclusa la gara d'appalto, verrà riaperta la ludoteca, sicuramente nel mese di dicembre, e noi speriamo prima del periodo natalizio. C'è grande attesa, io lo so, per l'apertura della ludoteca, perché è uno spazio dedicato al gioco, ma non solo al gioco, anche alla promozione della cultura ludica, favorisce il benessere psicofisico, le relazioni sociali, è frequentato da bambini, dalle famiglie, da ragazzi e anche da adulti. Naturalmente sarà necessarie tutte le precauzioni della normativa anti-Covid, le prenotazioni avverranno attraverso il sito istituzionale del Comune e sarà aperta dal martedì al sabato in orario pomeridiano dalle 16 alle 19, il sabato anche in orario serale dalle 20:30 alle 23:30 ed è frequentato prevalentemente da adulti, e anche il giovedì mattina dalle 9 alle 12 con laboratori specifici proprio per i bambini più piccoli. Sono 500 le squadre iscritte alla 23esima edizione di Telethon, prevista per il 4 e 5 dicembre. Noi oggi abbiamo deliberato per i giorni 4 e 5 dicembre, quindi da sabato alle ore 15 fino a mezzanotte, poi dalle 8 di mattina fino alle 15 della domenica, l'edizione di Telethon, una manifestazione importante anche per la raccolta fondi, dove ha visto sempre Udine protagonista, con importanti risultati sotto questo profilo qua, che poi vengono finalizzati per curare le malattie rare. Noi ci auguriamo che quest'anno ci siano le condizioni per poter svolgere questa manifestazione, ci sarà l'obbligo ovviamente del Green Pass per tutti e ci attendiamo che il quadro epidemiologico si mantenga quello attuale e che quindi ci siano le condizioni per poter svolgere una manifestazione con tutte le prescrizioni del caso, perché comunque coinvolgerà 500 squadre e 3.000 atleti, quindi un impegno importante, e che si svolgerà nella zona di Piazza Primo Maggio, poi Largo della Vittoria, Via Liruti e Largo delle Grazie. Nell'evento che comunque già in questa edizione qua si svolgerà in parte in presenza, in parte con modalità a distanza, ecco, quindi adesso attendiamo di capire quali saranno le modalità di organizzazione dell'evento.
Era questo l'ultimo servizio di Qui Udine, appuntamento per la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e buona serata.